Italia in controluce. Giornata verranno distribuiti sacchetti di sabbia direttamente lungo le vie. Se ci sono i fondi, queste cose qua, gli argini vengono tenuti puliti, vengono messi in sicurezza. C'è una catastrofe, tutto da buttare. Bisogna vedere che se dalle parole arrivano i fatti, speriamo bene. Sono passati 2 anni dall'alluvione che causò 3 morti, ma a Vicenza il Bacchiglione quando piove, succede spesso in questo periodo, fa ancora paura. Solo ieri l'ultimo allarme con il fiume salito di 3 metri in poche ore, colpa dei lavori a monte di consolidamento degli argini che non sono stati ancora fatti, e poi ci sono le aziende, centinaia le aziende della zona che finirono nel fango. Di tutto questo parliamo oggi ad Italia in Controluce, anche perché per prima Radio 24 si accorse 2 anni fa della dimensione del disastro di quel 1 novembre e raccontò il dramma di tante persone, di tante aziende, facendo anche pressione perché il governo intervenisse, cosa che poi avvenne con la sfilata di ministri a Vicenza. Salutiamo il nostro primo ospite, il sindaco di Vicenza, Achille Variati. Buongiorno Variati. Buongiorno. Allora, ad ogni pioggia c'è da aver paura, anche ieri non sono suonate le campane, ma poco c'è mancato. No, ci siamo pure dotati di un sistema d'allarme, per la verità, che va al di là delle campane. E questo perché? Perché non siamo sicuri. E perché non siamo sicuri? Per una cosa molto semplice. Se non viene fatto un bacino di laminazione di almeno capace di contenere almeno 3 milioni e 200 metri cubi d'acqua, e quindi controllare la piena del Bacchiglione per 12-18 ore, la città resta a rischio. La certo. città e tutto il sistema produttivo che le è attorno. E potrebbe dunque risuccedere, speriamo ovviamente di no, quello che successe 2 anni fa. Resti con noi Variati naturalmente, perché il pensiero a questo punto torna a quello che successe quel ormai famoso 1 novembre di 2 anni fa. Allora ripercorriamo insieme quei giorni e lo facciamo qui in studio con me Maria Luisa Pezzali. Buongiorno Piera, buongiorno agli ascoltatori. Era il 1 novembre 2010, 130 comuni, 140 chilometri quadrati tra le province di Vicenza e Padova, in parte anche quella di Verona, finivano sott'acqua. 3 persone, lo ricordavamo poco fa, venivano travolte e uccise dal fango. Nella sola provincia di Vicenza furono danneggiati dall'alluvione 1600 edifici privati, decine di aziende e strutture pubbliche, le strade. Nei giorni seguenti arrivarono in città 2500 volontari, molti politici. L'11 novembre il presidente Napolitano che disse: avete dimostrato che non è vero che state ad aspettare gli aiuti dello Stato, che non chiedete ma fate. Nessuno, disse Napolitano, si è vergognato di mettere le mani nel fango. Si contarono danni per milioni di euro, gli industriali arrivarono a minacciare la rivolta fiscale se non fosse arrivato il sostegno necessario. Dunque, molte le aziende che finirono nei guai, noi raccontammo molte storie, aziende che però in 2 anni si sono risollevate, come ci ha raccontato il presidente di Confindustria Vicenza, Giuseppe Gigliotto. Allora, per quanto riguarda i danni effettivi, devo dire che è andata forse meglio di come pensavamo a suo tempo. Devo dire che comunque c'è stata molta serietà da parte del territorio, perché di fronte a una stima di danni molto importante, in realtà poi le domande di rimborso furono per importi eccessivi, a dimostrazione che la gente non ne ha approfittato, anzi è stata molto seria e addirittura molti si sono arrangiati. Devo dire che proprio di fronte a una verifica in questi giorni le aziende hanno quasi subito avuto circa un terzo dell'importo e hanno avuto tempo 2 anni per sistemare i vari danni avuti, e in questo periodo proprio stanno completando le domande oppure ricevendo i saldi dei lavori fatti. E devo dire che questo è stato per noi una buona sorpresa, anche scoprire che anche le assicurazioni, che potevano un po' giocarci sul fatto attaccarsi su alcuni punti delle pratiche per evitare di rimborsare, in realtà sono state serie. La preoccupazione invece è il futuro invece, perché una volta sistemati i danni e messi in condizione di ritornare a operare, la consapevolezza invece è che si è fatto un po' poco invece per evitare che questo possa ripetersi. Cioè sono stati sistemati gli argini, ma in realtà dal punto di vista di quelle che possono essere le misure per attenuare problemi e rischi futuri siamo invece ancora fermi completamente. Noi come Confindustria abbiamo
anche utilizzando delle raccolte fondi fatte con i nostri associati, abbiamo deciso di partecipare al progetto e quindi sosteniamo un progetto con un investimento di 75.000 euro, quindi non poco, per un'area di laminazione, quindi una specie di bacino in cui poter scaricare l'acqua nei momenti in cui gli argini sono al limite. Il problema è che una volta anche fatto il progetto, se non ci saranno soldi dal punto di vista della regione o dello Stato per creare questi bacini, lei capisce che se si ripeterà quello che è successo 2 anni fa, ci ritroveremo esattamente al punto di prima. Ecco, 2 gli aspetti dunque messi in evidenza dal presidente di Confindustria Vicenza Giuseppe Gigliotto. Variati, torniamo a lei. Allora, quello che ha raccontato Gigliotto è una specie di piccolo miracolo italiano, non è che ci capiti tanto spesso di raccontarlo. Le aziende sono soddisfatte, sono ripartite, hanno avuto i soldi. Ma guardi, questo che dice il presidente Gigliotto è esattamente quello che è avvenuto. Tenga presente che da questa parte d'Italia ci si rimbocca le maniche, non si attende la carità che viene dallo Stato, anche se, per la verità, in quei giorni capivamo che, siccome le stime parlavano di almeno 500 milioni di danni subiti tra privati e imprese, ci pareva un diritto che lo Stato intervenisse in una delle zone più produttive d'Italia, perché quando si ferma una locomotiva si ferma un treno, vero? Ora io penso che la parte del rimborso verso le imprese e anche parte verso i privati è abbastanza funzionata. Un po' di meno burocrazia non avrebbe guastato. Se ai sindaci fosse stato dato qualche potere in più dal punto di vista commissariale, i tempi sarebbero stati ancora più veloci. Tenga presente che io ho avuto i poteri della somma urgenza nella città di Vicenza per 15 giorni e in 15 giorni io con i volontari, con la protezione civile, con le istituzioni sono riuscito a tirar fuori Vicenza dal fango e rimettere in moto una città quasi portandola alla normalità. Assolutamente sì, però l'altro aspetto che metteva invece in evidenza Gigliotto è quello di quanto resta ancora da fare, perché ad ogni pioggia torna la paura, perché molte cose non sono state fatte. Luisa? E infatti da queste parti si dice qualche soldo in meno ai privati o alle imprese, qualche soldo in più alle infrastrutture, perché non riaccada ciò che è accaduto. E qui c'è qualche elemento dolente, non tanto per i lavori sugli argini che sono stati ampiamente rinforzati in questi 2 anni, ma in quei bacini di laminazione che sono essenziali per un controllo moderno della piena. Ecco, a questo proposito, Sindaco, le vogliamo far ascoltare l'intervista che abbiamo realizzato proprio sul cuore del problema, tra l'altro ricordando anche che c'è un commissario per l'alluvione che è ormai in scadenza da voi. Dicevamo, il cuore del problema messo in evidenza dall'allerta poi rientrata ieri di nuovo sul fiume Bacchiglione. Sono stati realizzati nuovi bacini di sfogo per i fiumi tanto invocati 2 anni fa. Noi lo abbiamo chiesto ad Andrea Crestani, che è il direttore dell'Unione Veneta Bonifiche, l'associazione che raggruppa i consorzi di bonifica del Veneto. Allora, al di là del dopo alluvione, dove in realtà sono stati fatti interventi di ripristino delle opere danneggiate, quindi il territorio è stato messo in sicurezza soprattutto per gli argini di fiumi, gli alvi. Poi è partita una grande operazione, quella di cercare di portare in sicurezza il territorio. È partito un piano, prima di monitoraggio di tutto il territorio, che ha previsto una serie di grandi opere, casse di espansione, quindi vuol dire bacini di contenimento delle piene. Grandi opere necessitano di tempi anche lunghi, quindi ad oggi queste grandi opere sono in una fase di inizio lavori e quindi sono in una fase sì operativa, però ancora non realizzate. E questo è logico che se si dovesse ripresentare fenomeni alluvionali, il rischio potrebbe ripresentarsi. Quindi ad oggi non possiamo dire che il Veneto è messo in sicurezza, però il Veneto ha iniziato un percorso importante per portare in sicurezza questo territorio che è stato in questi decenni un po' troppo urbanizzato, è stato compromesso da un punto di vista idraulico e soprattutto non ha avuto l'attenzione per le grandi opere che necessitavano già dal dopo alluvione del 66. Lei che tempi prevede per il completamento di queste opere?
Stando a quanto è dato da conoscere, insomma, nell'arco di 1 o 2 anni, un anno, visto che oggi si stanno iniziando i lavori, in realtà queste opere dovrebbero essere concluse o comunque in una fase preconclusiva, insomma, ecco. Questo per quanto riguarda la realizzazione di nuove opere. Per quanto riguarda invece la manutenzione e la pulizia degli argini e dei fiumi? Passi in avanti sicuramente sì, o almeno è stata maturata una maggior sensibilità. Variati, mi dica, ce la facciamo in un anno a sistemare tutto, davvero in una battuta? No, in un anno non ce la facciamo, ce la faremo in 2 anni. Ma vede, volevo raccontarle una cosa fondamentale. Che cosa serve un commissario straordinario per l'emergenza? Serve ad attuare appunto l'emergenza con procedure straordinarie. Dopodiché ma le pare che sia una procedura straordinaria quella che il commissario appunto straordinario debba addirittura avere il visto della Corte dei Conti preventivo sulle sue ordinanze? Variati, la devo salutare, sicuramente torneremo anche su questo argomento. Ringraziamo il sindaco di Vicenza, Achille Variati. Italia in Controluce torna domani alle 13:30.